E dal rifugio Gardeccia, dal rifugio Stella Alpina lungo la Val del Violet per risalire questa bellissima valle ai piedi del Catinaccio d'Antermoia fino a raggiungere il rifugio Passo Principe e da lì il nostro obiettivo di giornata, che è il Passo Antermoia a 2770 metri di altitudine, ed è dove vi porterò oggi con questo mio nuovo video. E il punto di partenza di questa nuova escursione è al Ciampedie, che è una località che ha visto come punto di partenza una mia precedente escursione, un mio precedente video, che in questo caso però raggiungeva il rifugio Roda di Vael. In questo caso il sentiero è diverso, in questo caso mi addentro all'interno della Val del Violet per raggiungere i rifugi Preus e Violet, per poi risalire la vallata rocciosa in direzione del rifugio Passo Principe ai piedi del Catinaccio d'Antermoia. E come parte iniziale di sentiero è il 540 che attraversa inizialmente questi boschi in direzione del rifugio Gardeccia e del rifugio Stella Alpina. E come da tabelle escursionistiche presenti al Ciampedie, per arrivare al rifugio Passo Principe vengono indicati delle tempistiche che si aggirano sulle 3 ore e 30. E questa parte iniziale di camminata attraverso questi boschi in direzione del rifugio Gardeccia la si può quantificare in una bella passeggiata, un sentiero boschivo, silenzioso, leggermente ondulato, quindi un inizio di giornata sicuramente piacevole e che per quanto poco comunque riscalda un po' i muscoli, giusto per avere un'ottima performance da quando dal Gardeccia dovrò salire in direzione del Preus, del Violet e successivamente la salita finale in direzione del rifugio Passo Principe. E quella che è la mia curiosità è quella di cercare di dare una data approssimativa di questi alti arbusti. Infatti su uno dei totem che
che sono presenti lungo questo percorso viene descritta l'età degli arbusti più alti, che possono arrivare dai 200 ai 300 anni di vita. Quindi pensate un po' questi tronchi, questi alberi, questa natura in 300 anni, 200, 250 anni di vita, quante generazioni di escursionisti hanno visto passare lungo questo sentiero. Certo che magari 300 anni fa potevano essere cacciatori o altro, però sicuramente sono la testimonianza di epoche lontane, di una montagna di una volta, di un mondo soprattutto molto diverso e sicuramente migliore di quello attuale, per cui godiamoci questi momenti e approfittiamo anche di questi momenti, ovviamente, che trasmettono solo e unicamente positività. Ed eccomi in Baita Enrossadira, al rifugio Gardeccia e al rifugio Stella Alpina. E con questa bellissima panoramica, questo punto di vista che guarda verso il massiccio roccioso del Catinaccio, una piccola anteprima di ciò che mi aspetta. Infatti il mio sentiero tra un po' prosegue e si innalzerà velocemente proprio alla base di tutte quelle vette che ora tengo alle spalle. E se fino ad ora è stata una bellissima passeggiata attraverso questi boschi, da questo punto ora il sentiero fino al raggiungimento del rifugio Passo Principe sarà solo che una lunga e lunga salita. E giungo così a poco più di 2200 metri di altitudine ai rifugi Preus e Violet, in meno di un'oretta direttamente dal rifugio Gardeccia.
Ed ora la lunga salita lungo la Val del Violet, quei poco più 400 metri di dislivello in continua salita che separano i rifugi Preus e Violet dal rifugio Passo Principe. E da un punto di vista escursionistico, informativo escursionistico, dai rifugi dove mi trovo ora, in poco più di un'ora è possibile raggiungere le torri del Violet, il rifugio Re Alberto. Ma per avere un'idea ben chiara di questa bellissima alternativa, di questa bellissima escursione, vi invito a guardare il mio video, lo trovate sulla mia playlist del 2023 dove troverete proprio la destinazione, il video dedicato appunto alle torri del Violet. Ma io per ora proseguo in direzione dell'Antermoia. Ed ora è un abbraccio roccioso imponente, perché se ho di fronte a me il catinaccio d'Antermoia a fare da scenografia naturale di questo teatro meraviglioso, alle mie spalle lascio quei frangenti rocciosi, quelle guglie, quei torrioni rocciosi che fanno parte del gruppo del Violet. E di tanto in tanto un po' di sole non fa mai male. Giornata così, ma decisamente meravigliosa. La cosa importante è riuscire a avere delle belle panoramiche, riuscire ad osservare anche i versanti più lontani che in questo momento mi accolgono all'interno di questa bellissima valle, per cui basta che non piova e ogni tanto quel po' di sole che fa sempre piacere sentire sulla pelle, no? Ed è a poco più di 2600 metri di altitudine il rifugio Passo Principe. Attualmente il rifugio è un cantiere a cielo aperto, infatti è in fase di completo restauro già da un paio d'anni, forse anche più. Dopotutto, per riuscire a fare dei lavori edili, lavori di edilizia, di restauro, di ripristino, ovviamente l'unica stagione possibile è l'estate.
ma comunque sia offre ugualmente ospitalità, si può mangiare, dormire, rilassarsi tranquillamente, però insomma attualmente dobbiamo un po' condividere questo luogo così meraviglioso con questo cantiere che sicuramente più avanti nel corso della prossima stagione o quando sarà tempo darà così un'immagine completamente diversa, nuova e sicuramente più accogliente di questa bellissima struttura. Ed ora lascio temporaneamente il rifugio per una puntatina in forcella, per poi rientrare, fermarmi così al rifugio per pranzare e successivamente rientrare in direzione dei rifugi Preus e Violet, da dove sono salito questa mattina. Ed è da questa forcella, poco prima di giungere al passo, che ora il panorama si apre all'interno del catinaccio dell'Antermoia, all'interno di queste vette, buona parte ancora pensate un po' innevate, che offrono ovviamente lo spettacolo più bello della Val del Violet e del catinaccio d'Antermoia stesso. Ed è di 2770 metri la quota del passo d'Antermoia, direttamente dal rifugio Gardeccia e dal rifugio Stella Alpina arrivate direttamente al passo in meno di 4 ore. Dalla Val del Violet alla Val d'Antermoia, con una bellissima panoramica che guarda direttamente al massiccio del Molignon. E da qui poi si può proseguire, si può scendere direttamente lungo la Val d'Antermoia e raggiungere così in circa un'oretta e un quarto, un'oretta e 30 il lago Antermoia e il rifugio Antermoia. A questo punto però siamo già in un versante molto lontano rispetto a dove sono partito io questa mattina, quindi dopo una piccola pausa qui al passo rientro nuovamente in direzione del rifugio Passo Principe, Semagna e poi rientrare nuovamente in direzione del rifugio Preus e del rifugio Violet, quindi rientrare nuovamente in direzione lungo la Val del Violet. E dopo un meritatissimo pranzo al Passo Principe si rientra nuovamente a valle lungo la Val del Violet e, come dicevo, in direzione nuovamente dei rifugi Preus e Violet.
Ed eccomi nella fase finale di questa mia escursione, sto per rientrare direttamente al Ciampedie. Cosa dire? È un bellissimo cammino, ovviamente ha un unico senso di marcia, perché poi raggiunto il passo d'Antermoia si ridiscende nuovamente in direzione della Val del Violet, quindi rifugi Preus e Violet, per poi scendere al Gardeccia e successivamente risalire leggermente verso il Ciampedie. Un dislivello che si aggira sui 770 metri in continua salita. Dovete considerare che il Gardeccia, che è un po' il punto di partenza di questa mia escursione, io la identifico come il punto di partenza, è a 1960 metri di altitudine, mentre il passo d'Antermoia, quindi la nostra vetta maggiore, è a 2770 metri, quindi abbiamo quei quasi 800 metri di dislivello da seguire. Una bella escursione, ovviamente panoramica, si cammina ai piedi di questi maestosi massicci rocciosi, non solo del Catinaccio d'Antermoia ma anche del Violet che teniamo sulla sinistra. Poi, una volta raggiunto il passo, una bellissima panoramica che guarda direttamente verso la Val d'Antermoia, dove a valle proprio troviamo a circa un'ora e un quarto di marcia neanche il lago Antermoia e il rifugio omonimo. Per il pranzo di mezzogiorno vi consiglio il rifugio Passo Principe, che come avete visto è un cantiere a cielo aperto. Ovviamente è un rifugio in fase di ristrutturazione completa, quindi è un lavoro che ovviamente viene svolto unicamente durante l'estate, perché poi nel resto delle stagioni è praticamente impossibile, ma comunque anche con questo possibile disagio che potrebbe dare appunto il cantiere al rifugio stesso, il rifugio offre comunque ospitalità notturna, si mangia, si beve tranquillamente, ci si rilassa, per cui svolge un'attività estiva di ospitalità praticamente regolare. Oh yeah!